Buongiorno da Leandro Maggi, oggi siamo a Scardovari davanti al Consorzio dei Pescatori perché inizia la campagna elettorale con una visita in Veneto di Matteo Salvini. Una visita importante che lo vedrà poi protagonista anche a Chioggia. Cerchiamo di seguire alcune fasi di questa giornata aspettando il segretario della Lega per una improvvisata conferenza stampa. Grazie della pazienza, buongiorno. Siamo contro di là. La scelta della Lega è chiara, mentre in queste ore a sinistra sono a Roma a spartirsi i collegi e a litigare, noi incontriamo lavoratori, operai, pescatori, perché l'emergenza per l'Italia è più lavoro, un po' meno tasse, un po' meno burocrazia. E quindi sono contento della ritrovata compattezza del centrodestra. La Lega ha le idee chiare, al governo abbiamo già dimostrato cosa sappiamo fare, quindi niente tasse patrimoniali, tasse di successione come vaneggia Letta, anzi flat tax, pace fiscale e un po' di sicurezza in più e un po' di burocrazia in meno. Quindi non promettiamo miracoli, ma un'Italia che corre, che produce, che cresce, che lavora, che innova. I litigi li lasciamo tutti a Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Conte e compagni. Io ho chiesto in queste ore al governatore Zaia e al governatore Fontana il progetto sull'autonomia, su cui chiederò la firma di Meloni e Berlusconi, perché patti chiari, amicizia lunga, abbiamo già perso troppi anni con PD e 5 Stelle e quindi a ottobre saranno 5 anni dai referendum in Veneto e in Lombardia e quindi con un nuovo governo a ottobre si potrà finalmente chiudere la partita e conto che il centrodestra su questo sia compatto. Sì, giro fabbriche, giro aziende, dalle cozze alla plastica, alla ceramica, al tessile, perché altrimenti altri che parlano di redditi da distribuire a caso, se gli imprenditori non possono fare gli imprenditori, i pescatori c'è poco da redistribuire. Quindi il Veneto è un'eccellenza, è una locomotiva, è un modello, è un'avanguardia. Come Lega puntiamo a essere ampiamente la prima forza politica di questa terra straordinaria, però ripeto, dopo anni di bisticci con PD e 5 Stelle, un centrodestra compatto riuscirà finalmente a fare quello che negli ultimi anni non si è riusciti a fare. Campagna elettorale cominciata in maniera cattiva, cosa dobbiamo aspettarci da questa campagna elettorale? No, io parlo di progetti, di proposte, ripeto, di là ci sono insulti, attacchi, minacce, io spero che agli italiani si offra un'idea d'Italia, la nostra è semplice. Sul tema sicurezza e immigrazione, dico solo questo dato, ci sono stati più sbarchi in questo mese di luglio col ministro Lamorgese che non in tutto l'anno 2019 quando al Ministero degli Interni c'era la Lega. Quindi l'immigrazione può essere un fattore positivo se è regolata, è controllata, è qualificata, è regolamentata. 1000 sbarchi al giorno sono qualcosa che non ci possiamo permettere. Quindi mi sono ripromesso, ho fatto il fioretto, non rispondere agli insulti, agli attacchi di Letta, Di Maio, Conte, Renzi, Calenda, Gad Lerner e compagni, e risponderanno gli italiani il 25 settembre. Non vedo l'ora, sto facendo il conto alla rovescia perché sento una buona aria, tanta voglia di cambiamento. Io sono convinto che la Lega tornerà a occuparsi presto direttamente al massimo della responsabilità di agricoltura e di pesca. Quindi i progetti per decine di milioni di euro sono già pronti. Vanno solo firmati e autorizzati i denari sbloccati, non c'è niente da inventare. In caso di vittoria, Salvini al Viminale? Lasciamo che votino gli italiani. Poi se gli italiani scelgono il centrodestra e nel centrodestra danno un voto in più alla Lega, cosa di cui sono convinto, ognuno si prenderà le sue responsabilità. Io non mi sono mai tirato indietro, tanto che ho vinto alcuni processi per quello che ho fatto, quindi non vedo l'ora che arrivi il 25 settembre. Buon lavoro a tutti. Grazie ragazzi. Ditemi voi, passiamo dalle cozze alle ostriche.